Blitz antidroga in Sardegna. A Quartu Sant'Elena arrestato un insospettabile organizzatore di eventi di 37 anni. La polizia ha sequestrato una montagna di droga, oltre 27 kg e 42.000 euro in contanti. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi seguire l'operazione antidroga e cronaca dal Caleditano, iscriviti al canale e lascia un like. L'operazione è il risultato di lunghi pedinamenti condotti dai falchi della squadra mobile di Cagliari. L'uomo, incensurato, usava diverse case a Quartu come depositi per lo stoccaggio. Nelle perquisizioni è stato trovato il bottino, oltre 21 kg di hashish e 6 kg di marijuana. La droga sequestrata, con un valore al dettaglio di svariate decine di migliaia di euro, era destinata ad alimentare la cosiddetta malamovida cagliaritana. Ma chi riforniva l'organizzatore di eventi e chi c'è dietro questa rete di spaccio nel Cagliaritano? Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno trovato anche una macchina per il sottovuoto e 42.000 euro in banconote, provento dell'attività illecita. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Utah in attesa del giudizio. Le indagini della polizia proseguono per risalire all'intera rete di distribuzione. Un colpo duro al traffico di droga che affligge la nostra Sardegna. Iscriviti all'Isola Informa e lascia un like se pensi che questi blitz siano fondamentali per la sicurezza della nostra terra. Grazie per aver seguito questa operazione con attenzione. Il tuo supporto mi permette di continuare a portarti aggiornamenti su cronaca e operazioni delle forze dell'ordine in Sardegna. Stammi bene e ci vediamo per il prossimo fatto di cronaca.